Amici all'ascolto, un saluto dal campo ostacoli del Club Europa. Per qualche giorno Modena al centro del mondo, dopo il tradizionale concerto che ha portato in Emilia alcune fra le più apprezzate star internazionali della musica, tocca al capitolo agonistico di questa settimana intensissima. Il concorso ippico, ormai altrettanto consolidato, arriva a coniugare le grandi passioni del maestro Luciano Pavarotti, e anche in campo equestre la partecipazione è di qualità molto elevata. Della giornata d'apertura vi proponiamo una categoria a tempo, tabella C. In campo per l'Olanda un cavaliere prestigioso, si tratta di Jos Lansing che monta Nissan Chilton Z. Per il momento al comando della graduatoria è il belga Philippe Lejeune che monta Punjab II. In seconda posizione il grande John Whittaker per l'Inghilterra in sella a Virtual Village Hunter. In terza posizione il primo binomio a scendere in campo, quello italiano composto da Enrico Maria Frana e Donizon Guernica, 57 e 80 il tempo. In questa categoria ogni errore agli ostacoli sarà commutato in 5 secondi di penalizzazione da aggiungere al tempo impiegato per completare il percorso. Ha già commesso un errore il cavaliere olandese. Il percorso è stato ideato dallo chef de piste tedesco Frank Rothenberger. Parte conclusiva del tracciato per Jos Lansing che conclude lontano dalle prime posizioni con un totale di 178,09, una prova d'assaggio in vista dei pressanti impegni del fine settimana. Intanto il regista Francesco Manente con le sue telecamere sta inquadrando l'altro binomio, quello italiano composto da Jerry Smith e da Loro Piana Constantin. Vi ricordo da battere il 56,60 di Philippe Lejeune. Vi parlavo del percorso. La lunghezza è di 500 metri, la velocità di 400 metri al minuto, il tempo massimo di 75 secondi, il tempo limite di 150 secondi. 11 ostacoli per 12 salti, inserita una combinazione, una gabbia. Si parte con un falso largo 1,30 m, poi il numero 2 un verticale di barriere 1,35 m, quindi un passaggio di sentiero 1,30 x 1,35 m, altezze abbordabili. Il 4 è un verticale 1,35 m, poi si va al verticale musicale con le note 1,35 m, un verticale di tavole e barriere, poi un altro largo 1,35 x 1,40 m prima di arrivare a un altro dritto di 1,35 m. Il numero 8 è la gabbia, in entrata un verticale di 1,35 m, in uscita un passaggio di sentiero 1,35 x 1,40 m, poi un verticale di barriere in bianco e blu di 1,40 m, un altro verticale arcobaleno 1,40 m e in chiusura il passaggio di sentiero 1,40 m a barriere pari. Fase ultima del percorso per Jerry Smith e per Constantin, già campioni italiani in coppia. Jerry Smith, milanese, nato nel 69, da famiglia di origine olandese, ha ottenuto il titolo assoluto nel 96, ha rappresentato l'Italia 2 volte ai Giochi Olimpici, in entrambe le occasioni il migliore degli azzurri. In questa circostanza non ha assolutamente pigiato sull'acceleratore e Constantin termina con un totale di 98,74, 12 secondi collezionati sul percorso. Ed ora per la Germania, Frank Schlotak, ex campione del mondo, titolo individuale a squadre conquistato all'Aia, poi un bronzo agli ultimi World Equestrian Games ospitati dal nostro paese, monta nella circostanza Lord Z. Frank Schlotak, testimone ideale del settore del salto ostacoli, è nato nel febbraio del 58 in Olanda, poi si è trasferito in Germania all'età di 17 anni, reclutato da Alvin Schockmöhle, che è stato il suo primo scopritore, individuandone il grandissimo talento. Frank Schlotak, che ha
rescisso il contratto proprio recentemente con la scuderia di San Patrignano, con la quale ha ottenuto risultati davvero lusinghieri. Lo ricordiamo, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul per quanto riguarda la prestazione a squadre. Ha un curriculum davvero invidiabile, ma sembra già fin da queste prime battute tagliato fuori dalla lotta per le prime posizioni. Evidentemente ci sarà modo e maniera per Franche di mettersi in mostra in questo Pavarotti International, che è giunto alla 9ª edizione. Si gareggia sul verde del Club Europa a Vaciglio, un impianto a pochi chilometri da Modena, creato dal maestro Luciano Pavarotti. Inizialmente era in connubio con il concorso ippico internazionale di San Marino, poi dal 97 ha assunto connotati nazionali, ha ricevuto una deroga dalla Federazione Equestre Internazionale il nostro paese per ospitare 2 prove ufficiali, il Pavarotti International, oltre al concorso ippico di Piazza di Siena. Soltanto gli Stati Uniti hanno questo privilegio. Intanto per Franke Zlotak e Lord Zeta un totale di 88,40 con 7 secondi di penalizzazione per quanto accaduto agli ostacoli. E questa è la sagoma di Lorenzo Toscano, che monta Moneylander, un cavallo di origine irlandese. Lorenzo Toscano è nato a Catania nel 69, per lui debutto internazionale nell'86. Il suo primo impegno internazionale risale al 94 a Bratislava. Lo stesso anno ad Atene è secondo in Coppa delle Nazioni. Fa parte del gruppo sportivo dell'Arma dei Carabinieri. Ai Giochi Mondiali Militari di Roma ha conquistato l'oro a squadre e il 5° posto individuale. Nel campionato assoluto del 1998 ha ottenuto il 4° posto e fin da queste prime battute del tracciato vi sarete resi conto che l'andatura imposta da Lorenzo Toscano è ben superiore a quelle cadenzate da Franke Zlotak e in precedenza da Jos Lansing. È un binomio che cerca di primeggiare in questa categoria. Sono 11 le nazioni rappresentate al Pavarotti International edizione 99: Austria, Colombia, Israele a livello individuale e poi 8 rappresentative ufficiali che domani daranno vita alla Coppa delle Nazioni: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Olanda e Svizzera. Ha ultimato il suo percorso Lorenzo Toscano, un totale di 60,54, è una prestazione decisamente notevole. Vi ricordo che il leader della classifica fino a questo momento è il belga Philippe Lejeune, che comanda la graduatoria in sella Punjab secondo con 56,60 percorso netto. In seconda posizione l'asso John Whittaker con il Virtual Village Hunter, in terza Enrico Maria Frana con Horizon Guernica 57,80. E dopo Lorenzo Toscano l'altro Whittaker, Michael Whittaker, altro cavaliere di assoluto prestigio, una delle colonne portanti della squadra britannica con la quale è esordito in Coppa delle Nazioni nel 1982. Lo scorso anno non si è espresso ai suoi livelli abituali di rendimento, infatti il commissario tecnico Ronny Massarella l'ha escluso dalla rappresentativa in gara ai campionati del mondo di Roma. Una stagione interlocutoria, negativa per un cavaliere di primissima grandezza. Lo ricordiamo, medaglia d'oro ai campionati d'Europa a squadre a Dinard, San Gallo, Rotterdam, poi tante medaglie d'argento individuale a Rotterdam nell'89, secondo a squadre ai campionati del mondo di Aachen,
secondo alle Olimpiadi di Los Angeles con la squadra inglese in sella ad Amanda. E ancora un saggio di bravura da parte di Michael Whittaker, percorso netto in 54,37, lui il nuovo leader. Dunque ora occorrerà fare i conti con Michael Whittaker e Two Step, il cavallo che monta nella circostanza. Dunque Michael Whittaker fin da queste prime battute non ha voluto tirarsi indietro e ha scalzato dalla prima posizione il belga Philippe Lejeune, che conduceva la graduatoria con 56,60, polverizzato il suo ragguaglio cronometrico. 54,37 è il nuovo tempo da battere. Vediamo se ci prova Gianni Govoni per l'Italia in sella Loro Piana a Las Vegas, una femmina di 10 anni con cui Gianni Govoni ha fatto coppia anche nella Coppa delle Nazioni del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Gianni Govoni è nato nel 67, gioca praticamente in casa, è modonese, oro di squadra agli europei Young Riders nell'89, terzo agli assoluti del 91, secondo nel 92, argento individuale a squadre ai giochi del Mediterraneo nel 91. Ha fatto parte della squadra italiana alle Olimpiadi di Barcellona e ha sfiorato proprio qui a Modena il successo nel Gran Premio in una delle passate edizioni. Binomio su cui il commissario tecnico azzurro Duccio Bartalucci pone molte speranze. Vi ricordo che sono tanti i grandi firme presenti qui a Modena. Vorrei citare i fratelli John e Michael Whittaker per la Gran Bretagna, poi i tedeschi Ludger Beerbaum e Frank Slotak, per la Francia Thierry Pommel, medaglia d'argento agli ultimi mondiali, Jan Tops, Jos Lansing per l'Olanda e poi il fiore dell'equitazione italiana. D'altronde il montepremi è di 700 milioni, fa gola a tanti. Intanto abbiamo il totale anche per Gianni Govoni, 108,82, decisamente lontano dalle prime posizioni. Vi dicevo, montepremi che fa gola, e si tratta anche di un concorso molto prestigioso con la qualifica di evento a 4 stelle. Abbiamo citato in precedenza Ludger Beerbaum, medaglia d'oro individuale a Barcellona. Eccolo in campo in sella a Gustav M. Ludger Beerbaum è nato nel 63, campione tedesco nell'88, nel 92, nel 93 e nel 97, e quest'anno a pari merito con Otto Becker, è un caso unico nella storia del salto ostacoli in Germania. Ha fatto coppia con cavalli importanti, fra cui vorrei citare Ratina. È già arrivato comunque il primo errore agli ostacoli, vedete a sinistra la grafica indica 5 penalità che verranno trasformate in secondi e poi aggiunte al tempo impiegato. Non è raro verificare, riscontrare che il vincitore di una categoria tempo tabella C non sia uno dei binomi che hanno portato a termine il percorso netto. Si può anche essere velocissimi, commettere un errore agli ostacoli e magari finire davanti a un binomio che ha ottenuto il percorso netto però andando più lentamente. Sono diversi i binomi che affrontano questa categoria come preparazione a quelle più importanti in programma nei prossimi giorni. Vi ricordo domani la Coppa delle Nazioni e poi gran chiusura domenica con la disputa del Gran Premio. Intanto
ancora una ripresa rallentata molto suggestiva di Gustav M e di Ludger Beerbaum, che terminano con 97 e 21, 14 agli ostacoli. E ora per l'Italia Mario Verheiden monta Elite delle Paludi, una femmina di 11 anni di origini italiane con la quale ha un grande feeling. Mario Verheiden è nato a Sorregno, nel Canton Ticino, nel 66, risiede in provincia di Varese, praticamente in mezzo ai cavalli da sempre. Il padre è allevatore, ha cominciato a montare prestissimo, vanta un 7° posto al campionato mondiale del cavallo sportivo nel 95 con Elite delle Paludi, terzo con l'Italia in Coppa delle Nazioni a Cervia. Vedete, di gran lena ha cominciato Mario Verheiden, davvero veloce. Ad affrontare il passaggio di sentiero ora il verticale di tavola e barriere, superato. Avete visto la piegata verso sinistra molto brusca. Sta tentando di scalzare dal primo posto Michael Whittaker, nessun timore reverenziale per Mario Verheiden che va ad affrontare la gabbia. C'è qualche rischio sul verticale, superato anche il passaggio di sentiero in uscita. Ora il verticale di tavole e barriere superato, ancora il verticale arcobaleno e c'è il primo errore, ma non deve disunirsi Mario Verheiden perché il suo tempo è ancora molto buono, ha perduto anche il cap. Davvero un peccato quell'errore, perché senza quell'abbattimento Mario Verheiden avrebbe ottenuto la seconda miglior prestazione, alle spalle unicamente di Michael Whittaker. Comunque un elogio per il cavaliere azzurro ed Elite delle Paludi, che non hanno lasciato proprio nulla di intentato. Dopo Mario Verheiden è la volta di Dale Lampard per la Gran Bretagna in sella ad Equity. Al comando della graduatoria è sempre il connazionale Michael Whittaker in sella 2 step 54 e 37. A distanza in seconda posizione Philippe Lejeune per il Belgio in sella Punjab 56 e 60, e terzo è l'altro Whittaker John in sella Virtual Village Hunter 57 e 36. Poi Enrico Maria Frana, Emilio Puricelli con San Patrignano Up e al momento Mario Verheiden con Elite delle Paludi, che abbiamo appena visto impegnato. Diane Lampard, nata nel 57, ha esordito in Coppa delle Nazioni nell'89. Quest'anno terzo posto in Coppa a Dublino, Modena, quinta a Ixted, Lucerna. Dunque bagaglio di esperienza notevole. Terreno di gara in eccellenti condizioni. Direi che un problema può derivare dal caldo veramente torrido, almeno per quanto riguarda questa giornata d'apertura. Le previsioni meteorologiche parlano di un abbassamento della temperatura, dunque nei prossimi giorni probabilmente ci sarà un po' di refrigerio per cavalli e per cavalieri. Di Lampard, Equity, ha già commesso un errore agli ostacoli e abbiamo anche per questo binomio il totale che è di 72 e 56, molto lontano dal tempo di Michael Whittaker. D'altronde sarà estremamente difficile riuscire a battere il binomio inglese, che ha offerto fin da queste prime battute un autentico saggio di bravura. E a proposito di bravura, ecco entrare in campo per la Francia Gilles Bertrand de Balanda, monta Cosmos Minotier.
Gilles-Bertrand de Balanda è nato nel maggio del 1950. Il suo nonno paterno, Pierre Bertrand de Balanda, fu vicecampione olimpico nel 1928 ad Amsterdam, dunque una consolidata tradizione di famiglia. Bronzo ai campionati nazionali in Francia nel 68, per lui prima Coppa delle Nazioni nel 69, anno in cui ha ottenuto anche la vittoria nel Gran Premio di Barcellona. Da allora ha accumulato innumerevoli presenze in squadra ufficiale, argento agli assoluti francesi nel 71, ancora una piazza d'onore nel 77 e poi il primo successo 2 anni dopo con Galoubet. Negli anni successivi la sua è stata una presenza costante nel circuito internazionale, ha messo a segno diversi piazzamenti e vittorie, tra cui nell'81 quelle di Coppa del Mondo di Anversa e 's-Hertogenbosch. Ha già commesso comunque un errore il binomio francese, che non se la prende più di tanto, e vedete che l'andatura è abbastanza contenuta, fuori dalla portata il 54,37 di Michael Whittaker. Dopo Gilles-Bertrand de Balanda è la volta dello svizzero Urs Fa in sella a Jeremiah, cavallo di origine belga, è una femmina di 13 anni. Ecco inquadrato il binomio svizzero, squadra elvetica che si presenta abbastanza agguerrita anche all'impegno di domani in Coppa delle Nazioni. Seguiamo il percorso del binomio svizzero anche per capire le difficoltà di questo tracciato. Naturalmente le doti richieste ai cavalli in questo tipo di categoria sono relative alla velocità di base, alla rapidità dei movimenti, alla disponibilità nell'effettuare piegate brusche, alla maneggevolezza. Dunque qui la potenza conta poco. Si comincia con 2 ostacoli abbastanza abbordabili per questa categoria di cavalli, superato anche il passaggio di sentiero in bianco e rosso. Non è male l'andatura anche su questo verticale, avete visto la piegata repentina, parte intermedia del tracciato, l'ostacolo appena superato ovviamente dedicato al grande maestro Luciano Pavarotti. Avete visto la chiave di sol. Ora l'errore per Urs Fa. Un errore replicato e sono già 10 i secondi di penalizzazione per il binomio svizzero, che dunque deve adeguarsi a una posizione di rincalzo. E termina con 73 e 78. Ancora un'immagine rallentata del percorso di Jeremiah. Suggestiva anche l'inquadratura dal basso, e ora immortalato l'errore al verticale di barriere arcobaleno. Per la Francia, Philippe Rosier monta Scherger Mail. Philippe Rosier, figlio d'arte, figlio del celebre Marcel, a lungo capo equipe della squadra francese. Possiamo dire che in questo caso l'allievo ha superato il maestro. Philippe è nato nel febbraio del 63, ha un palmarès di primissimo ordine, oro a squadre agli europei juniores nel 1980, argento agli assoluti nell'84. Nel 90 ha messo a segno 2 vittorie a squadre in Coppa delle Nazioni, a Dinare e a Washington, secondo nel 98 nel concorso ippico internazionale di Toronto, 2 terzi a New York e Washington. Ha al suo attivo più di 58 presenze in Coppa delle Nazioni. Ha vinto anche i giochi del Mediterraneo a Bari con la squadra francese. Philippe Rosier
Questa però non è la sua gara, decisamente avete visto il ritmo cadenzato, è molto blando. Dunque ancora una volta ci sentiamo di dire che Michael Whittaker è in una botte di ferro, in seconda posizione per il momento il belga Philippe Lejeune, chiuso in una morsa dai due fratelli Whittaker. In terza posizione c'è infatti John con Virtual Village Hunter 57 e 36. Mio modesto parere, il discorso vittoria è chiuso, però ci si potrebbe ancora magari inserire sul podio, perché il 56-60 di Philippe Lejeune e il 57-36 di John Whittaker non sono proprio inavvicinabili. C'è un errore anche all'ultimo passaggio di sentiero, dunque il totale per Philippe Rosier di 105 e 59. Ed ora l'ultimo binomio che seguiremo, quello austriaco, composto da Anton Martin Bauer e da Romana. Anton Martin Bauer è nato nel settembre del 63, vive a Mittelfeld, si è avvicinato ai cavalli grazie alla disciplina del volteggio in età molto verde, a soli 6 anni. Poi ha iniziato a montare a cavallo sotto la guida di Norbert Serschen, affascinato anche dal concorso completo. Anton Martin Bauer è un uomo che ama le emozioni forti e infatti lo ricordiamo vincitore ex aequo della categoria di potenza nel recente concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Da battere Michael Whittaker 54 e 37. Parte con il piede giusto Anton Martin Bauer. Vediamo se nel prosieguo del percorso intenderà puntare a un piazzamento oppure rallenterà la sua marcia, superato anche il verticale, il rigo musicale. C'è errore e dunque il cavaliere austriaco mi pare orientato a un percorso d'assaggio, anche se la velocità non è malvagia. C'è un altro errore in uscita dalla gabbia, dunque diventa pesante anche dopo questo terzo errore il fardello di Anton Martin Bauer. Non saranno influenti i percorsi di Edward Doyle per l'Irlanda, di Marcus Fuchs per la Svizzera, di Jerome Doubledam per l'Olanda, che non riusciranno a inserirsi nelle primissime posizioni. Dunque la classifica finale vede al comando di questa categoria per la Gran Bretagna Michael Whittaker, Two Steps, in seconda posizione il belga Philippe Lejeune, Punjab secondo, in terza John Whittaker, Virtual Village Hunter 57-36, in quarta il primo degli italiani Enrico Maria Frana con 57-80 in sella Donetson Guernica, in quinta Emilio Puricelli San Patrignano Up 59-14, in sesta Mario Verheiden e Lid delle Paludi 59-51. È tutto per l'equitazione, appuntamento a domani notte, a tutti la più cordiale buonanotte.